Bentornati al nostro studio sui doni motivazionali. Continuiamo questa sera sul dono motivazionale del servizio. Hai già sperimentato nella tua vita un tale desiderio di aiutare, di servire, di fare qualcosa di significativo per gli altri? Hai già forse vissuto quanto buono è di servire, ma anche quanto a volte può essere faticoso. In questa lezione vedremo i lati positivi e anche quelli pericoli che possono toccare chi ha il dono motivazionale del servizio. Ci vediamo fra qualche secondi. Amen, alleluia, e scoprire i tuoi doni spirituali. E siamo alla quinta puntata, ma seconda puntata del servizio. Amen. E vogliamo veramente vedere queste cose insieme, perché vogliamo crescere per essere come Cristo, finché Cristo sia formato in noi. Amen. E quindi andiamo direttamente, perché è molto da coprire stasera, su il passo primo, Pietro 4,10 nella versione della Bibbia della gioia, che dice: Dio ha dato a ognuno di voi particolari capacità. Fate in modo di servirvene per aiutarvi a vicenda, mettendo così al servizio degli altri i doni che avete ricevuto da Dio. Amen. Ricordiamoci anche che in Romani 12,3 dice: per la grazia che mi è stata data. Wow, amici miei, c'è una grazia che ci è stata data. Alleluia. Questi doni motivazionali sono doni spirituali di Dio in cui fluiamo nella grazia che Dio ci ha dato. Il flusso dello Spirito Santo di Dio attraverso questi doni potrebbe essere definito come i doni che ci muovono, che ci motivano, e le motivazioni sono i veri fattori alla base delle nostre decisioni e azioni. Amen. Quanto un membro del corpo di Cristo conosce il suo dono spirituale motivazionale preponderante, gli viene dato modo reale di conoscere se stesso in un modo migliore. Amen. E ne approfitto per dirvi, se potete, iscrivetevi, è gratuito, ma questo ci aiuta soprattutto a noi a far conoscere il nostro canale e soprattutto a YouTube con i suoi algoritmi di far conoscere questi argomenti ad altri credenti che sono interessati a capire cosa è. Amen. Grazie mille per questa cosa. Amen. Quindi questi doni ci aiutano a conoscerci meglio. Voglio rileggere con voi il Romani 12,5 e 7, ma nella versione amplificata, e leggiamolo insieme. E dice questo: così noi che siamo molti, ricordatevi, stiamo parlando del corpo di Cristo. Quando noi parliamo di doni motivazionali, stiamo parlando del nostro posto nella nostra Chiesa, nel corpo di Cristo, a volte nella Chiesa locale, a volte anche in un più ampio ambito, ma è sempre nel corpo di Cristo. Amen. E dice: così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo parte l'un dell'altro. Versetto 7, chi ha il dono del servizio pratico, notate di nuovo la parola servizio pratico, la Bibbia dei Gioia diceva servizio speciale, pratico, si dedichi al servizio, chi insegna all'insegnamento, eccetera. La parola greca che designa il secondo dono motivazionale è tradotto servizio pratico. Qui nella Bibbia amplificata è diaconia, tradotto come ministro,
In altre traduzioni potremmo definirla come fare cose pratiche per essere al servizio degli altri. Wow! Per essere al servizio degli altri. Voglio darvi una piccola citazione che ho visto da qualche parte, ma non fa niente dove, non ha importanza, e dice questo: questo dono motivazionale di servizio è un vero dono di Dio per rispondere ai bisogni pratici degli altri. Ogni dono motivazionale serve agli altri. Coloro che vengano utilizzati in questo dono motivazionale hanno la capacità di vedere ciò che deve essere fatto e poi lo fanno, sia per la famiglia, per la casa, per il loro lavoro, per la comunità dove vivono, per la loro chiesa. Essi operano con gioia nel servire gli altri, sentendosi appagati dal fatto che possono dimostrare amore agli altri con le loro azioni. Wow! Wow, gloria a Dio. Possiamo dire in generale su questo dono, la motivazione è di soddisfare i bisogni fisici degli altri. E nella Chiesa aiutare i ministri, fare da uscieri, dare da mangiare agli affamati, allestire il palco, la sala e ogni servizio necessario per far avanzare il regno di Dio. Può essere il servizio multimedia, tecnico, lode, eccetera. Chi ha il dono motivazionale del servizio deve fare qualcosa per aiutare. È lì che si trova la sua soddisfazione. Amen. Amen. Voglio vedere, quindi siamo alla seconda puntata, quindi voglio vedere qualche caratteristica abbastanza veloci e poi andremo ancora più in dettagli di questo dono motivazionale del servizio. Coloro che hanno il dono motivazionale di servire sono le mani del corpo. Di al tuo vicino, se tu hai questo dono, sono le mani del corpo. Amen. È un dono spirituale, è un dono motivazionale, è un dono che spinge chi lo ha a fare del bene intorno a loro. Si preoccupano di soddisfare i bisogni, sono altamente motivati, sono persone che agiscono, possono tendere a impegnarsi troppo, ma trovano gioia nel servire, nel raggiungere obiettivi a breve termini. Amen. Forse già ti sta trovando lì ed è bello perché è un dono spirituale che viene dallo Spirito di Dio. Il dono spirituale del servizio copre ampia gamma di attività nella sua applicazione. Aiutano in modo pratico in tanti reparti della Chiesa. Infatti tutto quello che può servire è ciò che è pratico, tutto quello che può aiutare in modo pratico altri dipartimenti. Amen. Un'altra caratteristica, coloro che hanno questo dono non cercano il riconoscimento o una posizione, di solito operano dietro le quinte. Non vuol dire che sempre dietro le quinte, però lo fanno perché amano semplicemente dare una mano. Amen. Si accontentano di servire in secondo piano, sapendo che il loro contributo benedirà la Chiesa, mostrerà l'amore di Cristo al mondo e porterà gloria a Dio. Amen. Vedi, questo mi fa pensare a ciò che disse l'Apostolo Paolo quando stava lasciando gli anziani a Efesi, in Atti 20:35, e lo leggo velocemente per voi, dice: in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Amen. A Timoteo dice, 2 Timoteo 4:11, soltanto Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile
nel ministero. Vedete, sono cose di cui abbiamo bisogno. E poi c'è ancora un'altra qua, vedete, ci sono due parole greche legate a questo dono. La prima che si trova in Romani 12,7 è diaconia, che vuole dire servire, servizio, aspettare, frequentare, l'atto di rendere uffici amichevoli. Si trova in Luca, in Deuteronomio, in Ebrei, tutto. Un soccorso, un aiuto, eccetera. Un incarico. Il significato di base di questa parola è servire. Amen. Ma è più spesso tradotto anche nella Bibbia con ministero. Ministero si riferisce a qualsiasi atto di servizio fatto con amore genuino per l'edificazione della comunità. La seconda parola è antilepsis, che è tradotta aiutare e si trova in 1 Corinzi 12,28 e significa aiuto, capacità di aiutare, aiuto, assistenza, capacità sì di aiutare, colui che aiuta e assiste un aiuto. Ha un significato simile, aiutare e soccorrere nell'amore all'interno della comunità. Questo è il dono del ministero degli aiuti. Tutto l'aiuto che si dà in chiesa fa parte del ministero dell'aiuto e questo fa parte anche del dono motivazionale del servizio, anche se non fosse il tuo dono preponderante. Vedete, Dio conferisce ad alcuni credenti questo dono per colmare le molte lacune del ministero e soddisfare i bisogni della Chiesa nell'adempimento del grande mandato. L'obiettivo è quello di dare energia, forza alla Chiesa e liberare gli altri per usare i loro doni al meglio. Amen. Il risultato è la continua edificazione della Chiesa e l'aggiunta della capacità di vedere oltre i propri bisogni e di raggiungere tutta la comunità. Amen. La linea guida per questo dono si trova infatti in Romani 12,10 che dice nella Bibbia amplificata amatevi gli uni, lo dico nella Bibbia amplificata qua, nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Amen. Qui abbiamo diverse parole in greco che voglio vedere con voi perché sono importanti. Adesso lo rilego, ma nell'amplificata amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno come membri di una unica famiglia, dando la precedenza e mostrando onore gli uni agli altri. C'è qua qualcosa che devo farvi vedere. Prima di tutto si parla di affetto fraterno e qui è una parola composta di due parole. La parola philostrogos, autenticamente amoroso, teneramente devoto, benefico. Così possiamo tradurre philostrogos un attaccamento sigillato dalla natura e dai legami di sangue che unisci coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle. Questa parola è veramente una parola molto potente. Dice, quando noi ci serviamo, dobbiamo amarci come se fossimo veramente fratelli di sangue. Poi dice, ve l'ho messo qua adesso lo vedete, ve lo lascio un secondo, il tempo che potete rileggere questo. Poi c'è la parola Filadelfia, che è l'amore per i compagni della fede, mostrando onore e timo, scusatemi, sì, mostrando onore allora è time che vuol dire onorare, onore, valore, prezzo,
paga, dando la precedenza, letteralmente tradotto, superare se stessi per poter stimare prima gli altri. Wow! E quindi sono parole molto importanti che dobbiamo vedere fra di noi per crescere insieme. La parola timore, time, fa anche pensare alla pietra preziosa, è così preziosa che quando la vedi c'è tanto timore nella tua vita. Amen. Ci sono ovviamente degli esempi biblici, vediamo persone nella Bibbia che hanno servito bene. Per esempio, la vedova di Sarepta. Ricordate quando Dio disse a Elia, va a Sarepta perché ci sarà una donna vedova e le ho ordonato di nutrirti, occuparsi di te. E ricordatevi, all'inizio è un po' difficile perché non aveva più niente tranne un po' d'olio e di farina per fare un pane, mangiare e morire. Però ha avuto questo dono, forse motivazionale del servizio, ecco perché forse Dio l'ha chiamata a fare questo. Ha obbedito alla domanda di Elia, ha dato le sue ultime risorse di mangiare, di cibo a Elia, ha confidato in Dio per la provvigione, anche se, come l'ho detto prima, ha un po' esitato, ha poi sperimentato un grande miracolo di provvigione costante. Dio ha provveduto in un modo meraviglioso. Amen. In Atti 6 vediamo che gli apostoli propongono di, come si dice, di trovare dei diaconi per servire alle tavole e questo ha piaciuto a tutti e gli hanno presentato diverse persone, incluso Filippo, Procoro, Ninacorna, Timone, Parmena e Nicola, che erano ripieni di fede e di Spirito Santo. In Atti 9 c'è una storia, nella città di Giaffa c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella, che non si risparmiava nelle buone opere, specialmente verso i poveri. E sappiamo che questa donna, che si chiamava anche Dorca, è morta e poi Pietro è andato e l'ha risuscitato dai morti. Amen. Ci sono tante possibilità che vediamo. Vediamo che coloro, c'è anche Timoteo, che è un altro esempio, era colui che aiutava Pietro. Vedete, coloro che hanno il dono del servizio sono impegnati nella diffusione del Vangelo. Non è che fanno solo l'allestimento della sala, fanno l'allestimento per far avanzare il Vangelo. Servono in modi che vanno a beneficio degli altri, con doni diversi e ministeri più pubblici. Hanno un cuore devoto a Gesù, pio per Gesù, e il desiderio di seguire il suo comando e il suo esempio. Amen. E vediamo di nuovo un uomo come Timoteo che era lì. Paolo dice: spero di mandarvi presto Timoteo affinché io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni. Timoteo è andato per informarsi e ricevere delle cose su di loro. Amen. Marta, se vi ricordate in Luca 10 si parla di Marta e anche in Giovanni 11, ma Marta che porta, fa da mangiare tutto, era quel tipo di persona, amava servire e a volte fino al sfinimento e questo le causava qualche problema emotivo. Non era contenta, per esempio, che sua sorella Maria non l'aiutasse ma si sedeva ai piedi di Gesù. E se vi ricordate, Gesù le disse: sì, Marta, ti preoccupi di tante cose, Maria ha scelto la cosa giusta, ma anche servire era giusto, ci mancherebbe. È ovvio che il dono motivazionale del servizio ha dei punti positivi e vediamo alcuni di questi punti che sono caratteristiche positive.
hanno una capacità di vedere i bisogni concreti e desiderio di soddisfarli. Cioè vedono qualcosa, lo vedono e faranno tutto per colmare questo bisogno o soddisfare. Hanno la gioia di servire quando questo permette agli altri di fare cose più importanti. Hanno la disponibilità a sacrificare tempo e risorse per servire gli altri e se non l'hanno, sacrificano comunque il tempo. È un piacere speciale nel provvedere ai bisogni e alle comodità fisiche. Amen. Può ricordare anche i giusti e le antipatie, sono con le persone e li aiutano. In secondo Timoteo 4, 11, 13, Paolo dice soltanto Luca è con me. C'era empatia, scusate, avevo detto antipatia, ma empatia. Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministero. Tichico invece l'ho mandato a Efeso. Wow! Quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troade presso Carpo e libri, soprattutto le pergamene. Wow! C'è tanto da dire. Amen. Hanno un forte desiderio di stare con gli altri che offre maggiori opportunità di servizio. Amen. Ovviamente ci sono anche qualche punti negativi. Spesso interferiscono con la disciplina di Dio, con aiuti prematuri, cioè vanno troppo veloci. A volte Dio non cerca la velocità, ma cerca anche di insegnare delle cose alle persone. Escludono gli altri dall'aiuto in un'opera, un lavoro. Cioè hanno a volte difficoltà di delegare. Sono feriti dell'ingratitudine a volte di chi viene aiutato, non sempre, ma può arrivare. A volte sono distratti mentre si lavora in un compito. Amen. Hanno tendenza anche a trascurare le responsabilità domestiche, sì, per aiutare gli altri. Amen. Accettano troppi lavori in una sola volta e qui non riescono a dire di no. E uno che ha il dono di servizio motivazionale deve imparare a dire di no. Sono molto contento di servire, a volte devo dover dire no perché sennò non vivo più. Hanno tendenza a logorarsi fisicamente, a essere troppo resistenti nel dare aiuto non richiesto agli altri, vogliono sempre aiutare finché a volte la gente dice ma non ti ho chiesto nulla. E aggirano a volte le autorità competenti per ottenere un lavoro da fare. Amen. L'obiettivo ovviamente Matteo si trova in Matteo 25, 23 dove Dio dice, il maestro dice, ben fatto servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo maestro. E voglio dirvi stasera, Dio vuole accoglierti il giorno in cui entrerai o in cielo o al tribunale di Cristo, se Lui viene prima che tu e io moriamo, ma vogliamo sentirlo dirci, ben fatto, servo buono e fedele. Alleluia. Amen. Amen. In Romani 12, 1 si parla di un sacrificio. Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Amen. Alleluia. No, io non so se voi vi trovate lì dentro. Io spesso mi trovo in diversi di questi doni, alcuni più preponderanti degli altri, più
primordiali. E forse tu ti ritrovi in questo dono di servizio. E io penso, sai, per preparare questo genere di messaggi bisogna informarsi a destra e a sinistra, quindi mi sono informato diversi testi, libri sui doni motivazionali e ho trovato 7 qualità che costruiscono le basi di questo dono. Qualità con anche a volte tendenze un po' negative, e voglio vedere questo con voi perché credo che sono qualità che ci aiutano a capire delle cose e forse anche a capirci personalmente. E forse tu ti troverai in alcuni di queste qualità. Quindi, la prima qualità che vediamo è prontezza. Il servitore è molto attento ai bisogni fisici. Riconosce rapidamente quando un'altra persona ha bisogno del suo aiuto, perché è alla continua ricerca di quelle proprietà fisiche nella vita. Wow! Già gli piacciono i progetti manuali o il lavoro con le mani. Prova anche un senso di appagamento e soddisfazione quando riesce a completare un compito in un breve periodo di tempo, anche molto breve. Non vuol dire che non fa di più, però c'è più grande gioia quando è fatto velocemente. Tende a tenere tutto ciò che lo circonda in un ordine meticoloso. I servitori hanno una memoria eccellente per i piccoli dettagli. Ricordano sempre compleanni, anniversari, interessi delle persone. Sorprendono continuamente gli altri e soddisfacendo piccole e semplici esigenze, nella vita degli altri. Ovviamente ci può essere un lato negativo e che questa caratteristica di prontezza si può trasformare in distrazione se rivolta verso l'interno. Quando ciò accade, chi ha il dono motivazionale del servizio ha tendenza a diventare un po' nervoso, ansioso, fisicamente agitato e potrebbe anche iniziare a trattare gli altri in modo brusco e anche impulsivo. Wow, i bisogni degli altri diventano occasioni anche per arrabbiarsi invece che essere pieno di gioia. Una seconda qualità è l'ospitalità. E chi lo sa quanto importante è l'ospitalità nella chiesa locale? I servitori traggono un enorme piacere dal condividere cibo, alloggio con chi ne ha bisogno. Wow. Spesso soddisfano i bisogni degli altri prima anche dei propri bisogni e possono anteporre i bisogni degli altri a quelli della propria famiglia. E questo è molto irritante per i membri della famiglia a volte. Lo vediamo nel caso dell'amica di Gesù, Marta, come abbiamo detto un po' prima. Nel suo desiderio di soddisfare i bisogni fisici di Gesù, si lasciò sopraffare, poi si distrasse e si agitò con la sorella Maria. Ovviamente l'aspetto negativo è che quando il servitore diventa egocentrico, l'ospitalità si spegne e l'attenzione si concentra sui propri desideri. Questo può portare a un'arrampicata sociale o un atteggiamento da clandestinità. Questo porta a un profondo senso di solitudine nel servitore. Wow! Poi arriviamo alla generosità, una terza qualità che costruisce la base di questo dono. In generale, chi serve ha molta generosità. L'amore per il servitore è un'espressione fisica con i fatti, piuttosto che un'espressione con le parole. Pertanto egli utilizzerà liberamente
le proprie risorse personali di tempo, denaro ed energia per soddisfare i bisogni degli altri. Amen. I servitori sono generosi con i loro beni per facilitare questa generosità e ospitalità. Tuttavia, il servitore sente spesso il bisogno di ricevere lodi o segni di approvazione dalle persone che serve. Infatti, senza espressione di apprezzamento si perde perché non sa se ciò che ha fatto è accettabile o meno. Amen. Ci sono lati negativi anche. L'aspetto negativo di questa qualità può essere l'avarizia, il tentativo di controllo, quando la motivazione passa dagli altri a se stesso. Il servitore che ha il dono e motivazione al servizio tende a mostrare favoritismi verso coloro che serve, escludendo gli altri. Là, il mio tè è molto molto caldo, troppo caldo. È una tazza termomitica, non so come, comunque tiene molto caldo, forse è troppo per me, ma non fa niente. Poi c'è un'altra cosa ancora che è l'entusiasmo, una quinta caratteristica, no scusi, sì, l'entusiasmo, il servitore prova un vero e proprio senso di gioia, senza riserve, quando si rende conto dei bisogni di un altro. Questo rende la sua giornata completa e la sua vita sembra valere la pena. Si sente in comunione con coloro che lo circondano, è entusiasta, è contento. In genere colui che serve va ben oltre ciò che gli viene chiesto, per il desiderio di appagamento che deriva dal soddisfare una persona. Ovviamente anche lì c'è un aspetto negativo, in contrasto con questa esuberanza c'è una persona che mette se stessa al primo posto, non più interessata ai bisogni degli altri e con un'energia ormai autodiretta. La sposatezza si fa strada con sentimenti di disperazione. A volte la vita può sembrare anche inutile. Quindi bisogna sempre stare attento. Se tu hai questo dono motivazionale del servizio, sì, ci sarà entusiasmo, ma puoi stare attento che se non viene come vuoi tu, poi ti fai del male. Poi c'è un altro che è la flessibilità. Chi serve si lascia piegare o cedere alle forze che lo circondano per portare a termine il compito. Wow! Questo rende questa disponibilità a cedere e a sacrificarsi per portare a termine il compito di solito assicura il successo dell'impresa. E per avere successo chi serve ha bisogno di indicazioni chiare della parte della figura autoritaria e poi di libertà per portare a termine il compito nel modo che ritiene migliore. Se la figura di autorità cerca di controllare o di imporre la sua volontà, l'iniziativa o la flessibilità del servitore possono andare perse. Amen. C'è un aspetto negativo ovviamente se chi serve è egocentrico, può creare resistenza nell'ascoltare gli altri e nell'accettare il loro consiglio o suggerimenti. Tende a diventare molto indipendente o passivo indipendente, piuttosto che desiderare di completare un compito da solo, permette a qualcun altro di farlo. Può essere anche molto testardo e passivo resistente quando lo desidera. Guardatemi bene, il tuo dono motivazionale fa parte della tua
personalità. Quindi a volte non è facile. Chiunque e qualsiasi sia il tuo dono motivazionale, ci sono lati positivi e lati negativi. Poi c'è un altro dono che è il dono della disponibilità. Scusi, avevo detto la parola giusto, come si chiamavano? Come ho detto questo? Potete ricordarmelo? Sì, se non penso. Avevo dato qualità, non caratteristica, ma un'altra qualità quindi è la disponibilità. Coloro con il dono motivazionale del servizio pensano di adattare i propri orari a quelli delle persone che servono. Questo è uno dei motivi per cui si preferiscono gli obiettivi a breve termine. È molto più facile per colui che serve abbandonare se stesso alle esigenze di un altro per un progetto a breve termine che per un progetto a lungo termine. Quindi preferiscono fare il lavoro da soli piuttosto che di un modo delegato. Sono in grado di vedere chiaramente ciò che deve essere fatto e di trovare il modo più semplice e veloce per farlo quando sono lasciati a se stessi. Ovviamente di nuovo anche là c'è un aspetto negativo. Nonostante sono disponibili, coloro che hanno il dono motivazionale del servizio trovano molto difficile comunicare agli altri ciò che percepiscono così facilmente. Il senso di disponibilità di uno che serve gli permette di fare molto di più di colui che non ha questo dono motivazionale del servizio. L'intero essere fisico di colui che serve è concentrato sulla realizzazione del compito. E questo dirige tutte le sue energie mentali, fisiche, emotive, anche spirituali sul lavoro. Può completarlo più rapidamente degli altri. Quando colui che serve diventa egocentrica, ovviamente questo è un lato negativo, la sua disponibilità diventa mancanza di scopo. Ogni volta che si sforza di svolgere un compito si ritrova cieco di fronte a ciò che deve essere fatto. E in queste circostanze può diventare molto invadente nella vita degli altri. Infatti, poi arriviamo a un altro ancora, e che è la resistenza. Chi opera con il dono motivazionale del servizio della resistenza, del servizio, possiede una grande forza interiore che gli consente di affrontare un forte stress e di portare a termine il compito. Oltre alla resistenza, Dio gli ha concesso un livello di energia enormemente elevato e gli dà a chi serve con questo dono la capacità di sopprimere la parte emotiva della sua natura. Amen. Una volta soppressa, l'energia fisica viene incanalata nel lavoro da svolgere. Una persona normale può lavorare 8-10 ore ad essere stanca, ma colui che ha il dono del servizio sembra avere un'energia illimitata. Può lavorare 14 ore al giorno e più senza affaticarsi. Comunque ci sono anche di nuovo là degli aspetti negativi. Quando colui che serve abusa del suo dono, la resistenza lascia a volte il posto alla debolezza. Può arrendersi o diventare insensibile ai bisogni degli altri e diventa molto inflessibile con il suo tempo e la sua energia. Quando questo accade non ha nient'altro di dare agli altri perché è vuoto lui stesso. Amen. No, io adesso
voglio darvi di nuovo un piccolo riassunto aggiungendo alcune cose su le caratteristiche positive e negative di questo dono motivazionale del servizio. Andiamo molto veloce, ve le leggo e basta. Amen. Riconosce i bisogni pratici e li soddisfa rapidamente. Ama i progetti, i lavori e le funzioni manuali. Ok, non so cosa volevo dire qua, e manuali. Mantiene tutto in ordine ed è meticoloso. Una persona attenta a dettagli con una buona memoria. Si diverte a mostrare ospitalità. Rimane con un progetto fino al suo completamento. Fa fatica a dire di no alle richieste di aiuto. Soddisfa le esigenze degli altri prima delle proprie. Preferisce obiettivi a breve termine a progetti a lungo termine. Mostra amore con i fatti piuttosto che a parole, progetti a lungo termine. Amen. Scusi, mostra amore con i fatti piuttosto che a parole e quindi i suoi progetti sono progetti a lunghi termini. A volte mi sbaglio anche in quello che scrivo, mi dovete scusare. Mostra amore con i fatti, l'ho appena detto. Ha bisogno di apprezzamenti per confermare la direzione. Prova gioia nell'essere utili. Tende a fare più di quanto gli viene chiesto. Amen. Adesso arriviamo ancora un po' più avanti. Non è un leader, questo è importante capire, ha un alto livello di energia, non sopporta di stare in mezzo al disordine, tende ad essere perfezionista, preferisce fare un'opera piuttosto che delegarla, sostiene chi è al comando, ha bisogno di indicazioni chiare sui compiti da svolgere, si diverte a sapere che il suo aiuto migliora la tranquillità dell'altra persona, consente una maggiore produttività, utilizza liberamente le risorse personali del suo tempo, denaro e forza, evita i comitati e la burocrazia per portare a termine le attività. Amen. Poi ci sono anche delle caratteristiche negative, ci sono un po' meglio, gloria a Dio. Critica eccessivamente chi trascura i bisogni degli altri, reagisce a chi si rifiuta di seguire i suoi suggerimenti, può trascurare i bisogni della propria famiglia per servire gli altri. Il compito può diventare più importante delle persone, ha difficoltà a farsi servire dagli altri, si sente facilmente ferito quando non è apprezzato, avrà più problemi fisici a causa dell'ansia, critica eccessivamente chi trascura, questo l'ho già letto, ok, questo l'abbiamo già letto. Tende a fallire quando viene messo in un'area di responsabilità per gli altri, tende a sentirsi usato male quando ci si aspetta che serva, ha bisogno di indicazione e di approvazione o si sente perso, sviluppa se stesso, spesso un proprio programma e si aspetta che gli altri si adeguino e finalmente non ama i programmi rigidi degli altri. Amen. Wow, tante cose che abbiamo visto insieme su il dono motivazionale del servizio. E vorrei veramente incoraggiarti a pregare. Nella discussione ci sarà il test per scoprire il tuo dono motivazionale. 70 domande
È molto semplice, dovrai risponderli, poi aggiungere i punti, riportarli in una tabella e poi vedrai più o meno quale sarebbe il tuo dono motivazionale più importante. Non vuol dire che hai soltanto uno, ne puoi avere diversi. Amen. Però ti voglio veramente incoraggiare, fa questo test, prova, fa questo, prova a capire, dici sui commenti su YouTube cosa pensa, cosa è il tuo dono che hai scoperto, se va veramente con la tua personalità e tutto, se è quello che tu pensavi. Puoi sempre mandarci una mail, sulla descrizione vedi anche la nostra mail, ma vogliamo veramente incoraggiarti a seguire i tuoi doni motivazionali e soprattutto il tuo dono motivazionale primordiale. Dio ti benedica, ci vediamo fra poco, grazie per tutto e a fra poco.